Ben ritrovati dalla redazione. In occasione della sua visita ufficiale in Italia, in Friuli Venezia Giulia, il Presidente della Repubblica Slovacca Peter Pellegrini, accompagnato dal Ministro degli Affari Esteri ed Europei Juraj Blanár e dall'ambasciatrice della Repubblica Slovacca in Italia Karla Matiaško-Buršterová, ha fatto tappa ieri pomeriggio anche al porto di Trieste, rafforzando così il dialogo e la cooperazione tra Italia e Slovacchia in ambito economico e logistico. Pellegrini ha incontrato le istituzioni locali, informa una nota, e successivamente i vertici dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Vittorio Torbianelli e Antonio Gurrieri. Insieme hanno effettuato una visita istituzionale dello scalo via mare a bordo della motovedetta Corsi della Guardia Costiera con altre autorità locali e operatori. La visita, aggiunge la nota, ha offerto l'occasione per evidenziare il ruolo strategico dello scalo giuliano nei collegamenti tra l'Adriatico e l'Europa centrale. La stazione degli autobus di Piazzale Curielli, i parchi, i giardini condominiali e le spiagge, ma anche gli esterni dei locali e dei supermercati del centro. Muggia è osservata speciale. È iniziato ufficialmente il pattugliamento da parte della Polizia di Stato, della Polizia locale e dei Carabinieri. L'intenzione del sindaco Polidori, in accordo con la Questura, è fare in modo che la cittadina non si trasformi in quel ricettacolo di microcriminalità andato in scena l'anno scorso, quando centinaia di ragazzini, per lo più adolescenti provenienti da Trieste, si riversavano quotidianamente in piazzale Curiella, il capolinea della linea 20 e della 7 degli autobus, nelle aree verdi, nelle strade, sul lungomare Venezia, sul Molo T e alla Boa Beach, spadroneggiando e rendendosi protagonisti di risse, schiamazzi, danni e atti di bullismo. Aveva preso un terreno in affitto per far sgambare i cani che accudisce come dog sitter, ma 5 mesi dopo si ritrova con quello che è un asilo per 4 zampe bloccato e una denuncia penale. La stessa sorte è toccata anche al proprietario dell'appezzamento, che si trova a San Dolligo della Valle, nella frazione di Mattonaia. L'attività è abusiva. Non può essere svolta in quella zona, visto che il terreno è classificato come area verde privata. Significa che lì sono permesse soltanto il giardinaggio e la coltivazione di ortaggi e fiori. Un asilo per cani non è contemplato. Rossella Pollonio, dog operator di 43 anni, lo ha scoperto a proprie spese nei giorni scorsi, quando le è arrivato il verbale della polizia locale di San Dorligo della Valle. Un incendio divampato in una palazzina di 2 piani adibita a centro di accoglienza a Pontebba Udine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine con le squadre dei distaccamenti di Pontebba, Gemona del Friuli e Tarvisio. Indossati gli autorespiratori, le squadre sono entrate nella struttura parzialmente invasa dal fumo e hanno localizzato e spento in breve tempo le fiamme che stavano bruciando alcuni suppelletti di materassi al primo piano dello stabile. 6 le persone evacuate, una delle quali è stata presa in carico dal personale sanitario per aver inalato i fumi della combustione ed essersi procurata alcune ustioni. Previsioni meteorologiche: oggi cielo coperto con piogge da abbondanti e intense, anche molto intense sulle prealpi Giulie, probabili rovesce temporali che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata e che potranno essere anche di forte intensità, specie al mattino. Le piogge potranno essere localmente anche molto intense nel caso di stazionarietà di temporali. Vento sostenuto da sud sulla costa, moderato altrove. Per quanto riguarda le temperature, le minime in pianura fra 14 e 17, sulla costa fra 17 e 18 gradi, le massime ovunque fra 18 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.